Amici, buongiorno, bentornati allo Scrigno del Calcio. Eccomi qui in tenuta doriana. Salutiamo gli amici del Genoa che mi seguono, che saranno sicuramente felicissimi di vedere questi colori, questa maglia comunque insomma storica. Veramente devo fare la mia solita polemica sulle maglie. Qui allo stemma sul braccio, ma si può mettere lo stemma qui così tutti lo vedono? Parliamo della vittoria oggi, non oggi purtroppo per la Sampdoria, oggi ne parliamo della vittoria della Sampdoria nella Coppa delle Coppe 1990, l'unica vittoria europea della Sampdoria, che ha fatto poi altre finali. Aveva perso, pensate, la finale dell'anno prima, nella stagione 88-89, in finale contro il Barcellona. La Sampdoria ci riprova vincendo la Coppa Italia in quell'anno, nell'88-89, e nell'89-90 è una delle grandi favorite per la vittoria della Coppa delle Coppe, che appunto poi riesce a vincere. Una cavalcata straordinaria quella della squadra di Boskov, che si prepara un po' a vincere poi lo scudetto che vincerà l'anno successivo, ma questa vittoria qui comincia con il successo contro i norvegesi del Brann, 2-0 in Norvegia, gol di Vialli e Mancini il 13 settembre dell'89, vittoria 1-0 a Genova, gol di Katanec. Vi faccio vedere anche da questo meraviglioso Guerinanno dell'89-90, vedete qui le due partite contro i norvegesi del Brann. Si va avanti poi agli ottavi di finale contro un avversario che non è quello fortissimo degli anni successivi, ovvero il Borussia Dortmund, ma è comunque un avversario insidioso. Finisce 1-1 a Dortmund, la Sampdoria va sotto al 73esimo, poi pareggia Mancini all'88esimo e al ritorno a Marassi il 1° novembre i blu cerchiati vincono 2-0 con doppietta di Gianluca Vialli, e questo è Sampdoria Borussia Dortmund, le due sfide col Borussia Dortmund. Ovviamente mettete pausa, io ve lo muovo un po' per farvi vedere tutto, ma voi potete poi stoppare quando vi pare. Ai quarti di finale arriva il Grasshoppers, squadra svizzera. La Sampdoria vince 2-0 a marzo a Genova, gol di Vierkovod e poi un autogol, e poi a Zurigo vince 2-1 con reti di Serezzo e Lombardo. Tra l'altro nella gara di ritorno la Sampdoria indossa una delle maglie più belle e più amate dai tifosi, ovvero quella rossa che vedete qui, e arriva in semifinale. Le semifinali sono un po' particolari perché la Sampdoria affronta il Monaco, gioca a Monte Carlo e pareggia 2-2 con doppietta di Vialli. Pensate che per il Monaco segna Georges Weah. E poi il 18 aprile del 1990 la Sampdoria vince 2-0 con reti di Vierkovod e Lombardo. Ecco qui, questa è la doppia sfida. L'altra semifinale è pure un po' particolare perché diciamo non è tra squadre proprio di altissimo rango europeo, perché l'altra semifinale si gioca tra, non c'è la finale qui, aspettate che adesso ve la trovo, si gioca tra la Dinamo Bucarest e l'Anderlecht, e la vince l'Anderlecht, che vince entrambe le partite 1-0. La finale è tra la Sampdoria e l'Anderlecht, la vince la Sampdoria ai tempi supplementari con doppietta di Gianluca Vialli, che è anche il capocannoniere della manifestazione, con 7 gol. Ed ecco qui la Coppa delle Coppe vinta dalla Sampdoria. Qui c'è la foto della squadra, qui c'è il tabellino della finale e poi c'è proprio Gianluca Vialli, ci sono i 2 gol e il centravanti che solleva il trofeo, la Coppa delle Coppe, che era veramente bella. Tra l'altro poi dava accesso alla Supercoppa europea, che la Sampdoria giocherà e perderà l'anno successivo contro il Milan. E questa è l'unica vittoria europea della Sampdoria, che giocherà poi un'altra finale che io vi ho raccontato qualche tempo fa, quella con il Barcellona nella Coppa dei Campioni del 91-92, persa incredibilmente a Wembley. Questa qui invece fu vinta dai doriani, e chissà che questo non sia un buon viatico per una resurrezione di una squadra veramente decaduta, perché non solo la Sampdoria oggi è in Serie B, ma non naviga neanche in acque particolarmente comode in cui nuotare. Insomma, anche il semplice ritorno in Serie A non sembra vicinissimo. Io francamente spero sempre che tutte le squadre storiche prima o poi tornino in Serie A, e la Sampdoria, che è la prima squadra che io ho visto vincere uno scudetto dal vivo,
non me ne vogliono i tifosi del Genoa, meriterebbe come il Genoa medesimo di stare quantomeno sempre in Serie A. Questa è la storia della Coppa delle Coppe vinta dalla Sampdoria nella stagione 89-90. Io vi aspetto domani con la partita della settimana e poi venerdì con una chicca sugli album, ma tanto lo vedrete poi giorno per giorno. Ciao!